Allora eccoci rientrati in studio, stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora della nostra trasmissione. Io volevo anche un pochino che ragionassimo anche su quelle che sono, per quello che possono valere, le intenzioni di voto, anche alla luce di quello che è avvenuto in quest'ultimo periodo, dunque quello che è il dibattito politico che c'è stato, se ha comportato delle variazioni, chi guadagna, chi perde, ripeto, sempre con il beneficio di inventario. I sondaggi, si sa, vengono fatti su dati statistici, su numeri limitati di persone, ma comunque insomma i numeri ci sono ed è giusto vederli per capire. Allora se la regia ci può proporre, queste sono le intenzioni di voto degli italiani, un sondaggio che ha fatto SVG, scusatemi, Lab, e queste sono le intenzioni di voto al 22 gennaio 2015, quindi sono proprio recentissime. Il raffronto è fatto nei confronti del voto delle elezioni europee del 2014 e abbiamo anche un raffronto con quello che era una settimana fa. Allora vediamo, il Partito Democratico viene dato al 38%, aveva ottenuto il 48% alle europee, quindi è in crescita di uno 0,8% rispetto a una settimana fa. Il Nuovo Centrodestra in crescita anche lui rispetto a una settimana fa, perché dal 3,6 passa al 4,3, e alle europee aveva avuto il 4,4%. Scelta Civica sostanzialmente è in calo, anzi no, sostanzialmente è in calo allo 0,3%, altri dell'area di governo 0,5%. In totale l'area di governo ha il 43,1% a fronte di un 46,4% che è sbagliato però, Tullio. Perché? Il 37 più 3 più 2 non fa 46 però. 37. Quanto dovrebbe dare allora? Vediamo. Questo era quello che era pubblicato. No, è sbagliato. Non abbiamo rifatto i conti. No, è solo per... Forse mancano delle voci. Matematicamente 42, parlando. 37, 43, 41. Sto chiedendo cosa ha fatto il nuovo 42,8 per prendere quasi un punto. Quale della settimana scorsa? 15 non era 46 ma era 42. Può essere che abbiamo sbagliato anche noi nel riformulare la cosa. Andiamo avanti comunque. Movimento 5 Stelle al 19%, aveva il 21,2% alle elezioni europee, dunque soprattutto 21,5 una settimana fa, mi deve essere perso qualcosa. Questo è un altro, è il 21,5, è qualcosa che sarà cambiato nella cosa. Forza Italia, siamo dal 16,8 delle elezioni europee al 15% di adesso, passando per il 14,9 della settimana scorsa. Andiamo alla seconda pagina. Lega Nord la vedo all'11,5%, aveva il 6,2 alle europee, quindi praticamente raddoppiata rispetto al voto delle europee, il 10% la settimana scorsa, quindi viene data in crescita. Poi Fratelli d'Italia in leggero calo rispetto alle europee, dal 3,7 al 3,2, e poi Sinistra Ecologia e Libertà dal 4 al 2,8 di adesso, Rifondazione Comunista in calo dal 4 all'1,4, i Verdi altri partiti l'altro partito 3,4 rispetto allo 0,8, non si esprime, dunque siamo al 48% degli intervistati, che sono stati 2000 comunque, hanno espresso appunto la non volontà di votare, quindi resta abbastanza elevata ancora l'astensione. Allora c'è questo balzo in avanti della Lega rispetto alle europee del 2014. Manzolini, è un risultato che conoscete, adesso al di là delle percentuali che possono essere chiaramente, diciamo, puramente indicative. Salvini sta lavorando molto bene, soprattutto sta portando avanti un'idea di cambiamento in tutta Italia, quindi sta portando la Lega diciamo, su un cambiamento rispetto a quelle che erano le direttive che erano state date con Bossi, un cambiamento sempre con questa voglia federalista, ma soprattutto anche quella di portare il Paese con un maggiore controllo verso l'immigrazione e soprattutto su quella che è la politica europea.
perché questo è quello che sente il cittadino in questo momento. I due grandi problemi che vengono avvertiti sono la sicurezza, l'immigrazione, soprattutto legata a queste clandestinità, a questi sbarchi, e dopo l'Europa. L'Europa è uno dei grandi problemi che noi ci sentiamo addosso, insomma. La politica di Draghi, quella che sta facendo, lo sta confermando, insomma, no? Certo, certo. Beh, sostanzialmente vi avvicinate, anzi alcuni sondaggi vi danno anche già avanti rispetto a Forza Italia. Beh, questo è da vedere, certo che è un partito che si sta impegnando molto. Il risultato stesso di aver portato a casa 3 milioni di firme per un referendum che non vogliono fare aumenterà ancora nei confronti della Lega un consenso, no? Cioè, la gente sente che è un partito che ha voglia di cambiare, che ha voglia di portare avanti e che cerca di avvicinarsi sempre di più agli italiani. Certo, il Partito Democratico sostanzialmente mantiene la posizione, Castaldon. Sì. Per quanto possa credere ai sondaggi, perché giustamente bisogna attendere le elezioni vere. Certo, certo, no, beh, ma sono solo delle intenzioni di voto, come dicevo io, per il valore che possono avere. Forse si capisce che, come dice sempre bene l'editore Casen, lo sforzo che sta facendo Renzi viene avvertito dalla gente. Capiscono anche la difficoltà a tante proposte nel dar seguito, perché la burocrazia dello Stato e l'ordinamento di questo Stato rende difficoltoso qualsiasi riforma. I tempi che si era proposto Renzi, da persona impavida sicuramente, i 100 giorni non sono tali. Oggi la macchina dello Stato non la riformi in 100 giorni, in 100 giorni riesci a malapena a capire certo, dove 100 giorni sono diventati 1000 dove poi, sono no? le difficoltà. Io credo che con lo slancio che presenta ogni giorno, con la volontà di riformare che sicuramente testimonia nei decreti, nei moltissimi decreti, nelle moltissime proposte anche di legge che il governo ha emanato, la gente ne capisce chiaramente la buona volontà. Ci vuole tempo, purtroppo le riforme, abbiamo visto 9 anni di centrodestra, senza fare alcuna polemica, non sono riusciti a riformare lo Stato. Abbiamo avuto, e questa sì che è una battuta, qualcuno che ha tentato di portare i ministeri a Monza, alla Villa Reale. Queste non sono le riforme, si tenta di fare qualcosa di più, di meglio, certo, di più rispondente alle necessità dei cittadini, riforma fiscale, riforma catastale, riforma del pubblico impiego. Tutte cose sulle quali adesso ci si concentra e spero vi sia il tempo per Renzi, anche a fronte di questa fiducia, per lavorarci. Professor Marino, questa difficoltà nel riformare il Paese, il meccanismo, un sistema che si attorciglia su se stesso? Ma viene detto che ci sono per esempio i frenatori, ma io personalmente ho sempre pensato che bisogna riformare quello che ha bisogno di essere riformato e bisogna fare una riforma che sia migliore di quello che c'era prima. Certo, ecco, ma secondo lei il sistema è troppo complesso per permettere queste riforme? Il sistema di solito, cioè se c'è un sistema, tende a diciamo, conservare se stesso, però cioè, se vogliamo fare la teoria del sistema che conserva se stesso e ci sono, ci può essere, Manzolini, però cioè, riforme sono state fatte, poi bisognerebbe valutare se le riforme hanno migliorato, perché non sempre la riforma fatta, perché andiamo a vedere le riforme che sono state fatte, le nuove leggi che sono state fatte. Certo, cioè spesso noi possiamo chiederci se intanto erano delle buone riforme, non sempre ci sono delle buone riforme. Beh, però, diciamo, mi permette, bisognerà pur provarci, no? Perché sennò... No, chiaramente chiaramente sì, però a volte si vede, ci si può chiedere anche se
si riesce a fare quello che si intendeva fare, perché per esempio guardiamo alla legge elettorale, cioè si riesce a ottenere quello che si, oppure a volte si è cercato di farlo ma poi il risultato non è stato quello, non c'è stato, non è stato quello sperato. Il professore ha detto in maniera molto sibillina che è difficile cambiare il sistema, però è un sistema così complicato che ti lascia fare la riforma per peggiorarla rispetto a quella che c'era prima. Però, però va bene, però questo, cioè che vi sia un sistema che appunto opera in questa maniera qui, questo però è da dimostrare come c'è, cioè perché le leggi si possono modificare, solo che però bisogna stare attenti a fare bene questo. Certo, questo è un aspetto, ma poi ci sono delle tempistiche però che... No, perché c'è l'eterogenesi dei fini, c'è l'eterogenesi dei fini. Do una lettura diversa rispetto a Manzolini e quello che dice il professore, e alcune riforme che sono sentite e volute anche dalla popolazione a volte per necessità di fretta non vengono fatte bene. Vediamo la riforma delle province o la cancellazione delle province, che sta andando per passi. Purtroppo si tagliano su alcune cose e non si tiene conto di qual è l'ente che sostituisce o che va ad esempio ad assorbire i dipendenti. Tutte queste cose qui arriveranno, ci vuole tempo, purtroppo qualcuno rimane nell'ingranaggio, bisogna farsi carico anche di queste persone. Però tu a casa tua, quando devi cambiare qualcosa, sai già cosa metti dopo? Sì. O togli e cambi senza sapere cosa fai? Perché questo è un paese che toglie e fa senza sapere quello che fa dopo. Beh, ne abbiamo contezza negli ultimi 20 anni. Allora vedi che tutto sommato, sommato quello che ti sto dicendo ha un senso. Sì, ma io non sto contestando quello che tu dici, perché, ti dico che a volte sulla spinta popolare dicevamo le province non vanno bene, sono fonti di spesa, cosa abbiamo fatto? È stato uno dei tagli proprio, abbiamo tolto l'indennità agli amministratori provinciali, non sono più eletti dai cittadini, ecco la maggior distanza dai cittadini, e abbiamo fatto una riforma non fatta bene, che toglie sì dei costi, però lascia dei servizi scoperti adesso, e adesso ce ne accorgiamo, anche queste cose devono essere modificate, no, ci sono dei servizi, bastava non ci si è pensato, chiuderle e basta. No, chiuderle e basta, chi è che ti fa l'urbanistica a livello per il mantenimento della provincia, se ha senso. Io sono per la cancellazione della provincia e nel delegare le funzioni a realtà territoriali che comunque devono esserci, perché alcune funzioni trasferite a Venezia, ritorniamo come erano 5 anni fa, centralismo veneziano, non più romano, e non avevi risposta. Non si chiameranno province, si chiameranno compartimenti come L'atto di fatto è questo: cambiare, come diceva bene il professore, bisogna stare attenti quando si cambia, perché si corre il rischio di fare peggio. Questo delle province è l'esempio eclatante che tira fuori come è stato fatto peggio, ma per un semplice fatto, perché si improvvisa, perché abbiamo anche dei turnover politici che sono pazzeschi su queste cose qua. L'unico obiettivo si vuole raggiungere e al di là di questo, e questo vale per tutti, sono le guerre intestine dentro la politica. Scusate un attimo, abbiamo un telespettatore in linea. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Ah sì, buonasera, sono Maria Paola di Ferrara. Ah, l'avevo riconosciuta, buonasera signora Maria Paola, prego. Buonasera dottore, tutto bene? Sì, ci dica. Allora, io ho seguito con molto interesse anche stasera il vostro dibattito e mi rivolgo ai rappresentanti della Lega e del Movimento 5 Stelle. Volevo dire che di innovativo nella politica italiana in questo momento ci siete voi, nel senso che la Lega non esiste più, la vecchia Lega è stata spazzata via e meno male, no? Il Movimento 5 Stelle è un movimento giovane, dove ci sono molte persone giovani, e quindi io auspico che il Movimento 5 Stelle si faccia conoscere di più veramente per quello che è, cioè perché avete un leader che delle volte fa, scusate il termine, un casotto che non si capisce più niente,
è poco democratico, perché se non dite quello che dice lui vi caccia. Io spero che abbiate la forza, dato che siete così giovani e belli e forti, di poter cambiare al vostro interno, per poter portare le istanze degli italiani con maggior vigore, anche con più visibilità. Un'altra cosa però io vi devo dire, voi sull'immigrazione non avete preso nessuna posizione. Brava. O se l'avete presa molto blanda, mentre la Lega si spende tantissimo, e siccome è un problema dei problemi per l'Italia, perché sapete benissimo che noi stiamo diamo spazio ai racket delinquenziari, a tutte le mafie del mondo, e non mi stancherò di dirlo, e anche per il terrorismo e l'islamizzazione che si sta facendo il nostro paese, con beneplacito di Renzi, di Napolitano che c'era prima, di quello che verrà, perché tanto il Presidente della Repubblica che verrà fra qualche giorno è già stato scelto, e di quello che può fregare o può importare agli italiani non interessa assolutamente nulla. Quindi io auspico che i partiti vecchi, tipo il Partito Comunista, non il PD, il Partito Comunista, perché tanto è sempre uguale, siano spazzati via al più presto, se ne vadano tutti, e finalmente forse potremo respirare un po'. Buonanotte. Grazie signora Maria Paola. Adesso abbiamo un altro telespettatore, abbiamo Antonio. Buonasera signor Antonio, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Roma. Buonasera signor Antonio. Senta, come avevano ripromesso, giustamente avete fatto una dovutissima ultima trasmissione sempre sulle elezioni del Presidente della Repubblica, quindi io voglio dire un'ulteriore cosa. Prego. Volevo dire se secondo me sarà molto importante, può darsi che sbaglio, però mi hanno insegnato che la politica estera, specialmente poi negli ultimi 20-30 anni, ma è stata sempre importante comunque. Io penso che le elezioni greche potrebbero influenzare da un punto di vista opposto sia l'elezione del Presidente della Repubblica sia il risultato l'ascesa o la discesa di alcuni partiti. Mi spiego meglio, se eventualmente dovesse vincere, e parlo da un punto di vista obiettivo, non faccio riferimento a un punto di vista politico, se dovesse vincere il leader greco Tsipras, e quindi sarebbe costretto, come il professore Kazen mi può insegnare, a rinegoziare il debito, perché chiaramente l'ha detto, quegli interessi non li può pagare. Allora, da un lato potrebbe avere un effetto sull'elezione del Presidente della Repubblica, punto nostro italiano, perché chiaramente noi dovremmo a questo punto garantire che non potremmo permettere, le classi che tuttora governano il nostro paese non potrebbero permettersi di fare un outsider, cioè una persona che sia al di fuori di quello che è l'establishment europeo, cioè una sostanziale continuità di quello che ha fatto Napolitano e in precedenza gli altri Presidenti della Repubblica. Però dall'altro lato questa vittoria greca potrebbe in qualche maniera dare più forza, più fiato. Il comizio che ha fatto Tsipras l'ha fatto insieme al leader di spagnolo di Podemos, che si dice che è il primo partito attualmente in Spagna secondo quelli che sono i sondaggi elettorali. E questa vittoria però potrebbe dare fiato anche alle forze come la Lega, che è qui come al solito presente nelle vostre trasmissioni, o ad altre forze in qualche maniera che mettono in discussione, pur da punti di vista diversi, l'euro, e potrebbe in questo modo avere un effetto in questo senso molto, molto interessante. Grazie. Grazie a lei. Grazie signor Antonio da Roma. Certo, in questo fine settimana c'è questo importante appuntamento elettorale in Grecia. Piva, secondo lei che influenza potrà avere? Secondo me avrà una forte influenza da noi in Italia, ma soprattutto a livello europeo. In Europa la presenza di una Grecia più determinata nel mettere in discussione anche alcune delle regole europee che per noi costituiscono un forte limite in termini di attenzione non solo a quelli che sono gli obiettivi di finanza pubblica, ma noi diciamo serve anche un obiettivo
obiettivo sociale, noi dobbiamo pensare che l'Europa deve pensare anche alle difficoltà in cui sono i nostri cittadini, noi lo viviamo in prima persona come sindaci, dove vediamo che giorno dopo giorno le difficoltà dei cittadini non pensano certo ai parametri che vengono messi a livello europeo. Serve una flessibilità di questi parametri, qualche segnale lo stanno dando, la Banca Europea ha dato il segnale di oggi, credo sia molto importante, ma credo anche che sia importante che un'altra nazione, oltre all'Italia, oltre alla Francia, metta in discussione quei forti limiti che sono un limite allo sviluppo in questo momento e anche a riprendersi di un'economia, le nostre economie locali, che devono essere più aiutate. Non serve aiutare le banche, su questo sono fortemente d'accordo, dobbiamo aiutare le imprese perché è da lì che può ripartire il lavoro. Aveva ragione quel telespettatore di Casale di Scodosia, certo. Noi dobbiamo parlare di problemi veri della gente. Oggi il problema principale è il problema del lavoro, che non c'è, lo tocchiamo tutti i giorni. Credo che il tema della legge elettorale, se noi chiediamo ai nostri cittadini, fosse l'ultimo dei problemi che essi hanno, è il problema di dover giorno dopo giorno affrontare il problema sociale. Certo, andiamo un attimo in pubblicità, è l'ultimo break pubblicitario, dopo ritorniamo subito qua TV7 Match. A tra poco.
Allora, fase finale della nostra trasmissione di questa sera dedicata all'elezione del capo dello Stato e a questo partito del Nazareno. Zanon, è nato questo nuovo partito? C'è? Ma no, ma sono tutte cose che si dicono, proponibile. Ci sono due forze politiche. Stasera io vi ho messo vicino un Gastaldon, sì, lontano, perché volevo capire se... Ci sono due forze politiche, una forza leader del centrodestra e una forza leader del centrosinistra, che hanno capito che da soli non si va da nessuna parte. Beh, ma di partito di Nazareno ne parlano? Ma certamente ne parlano, se ne parla. Era necessario che si votava ogni 6 mesi. Ma se assolutamente sì, che poi tutti siano contenti di questo tipo di... Io sono uno scontento, per esempio, però capisco la necessità di poter fare questa cosa. Poi nei prossimi mesi vedremo veramente dove vorremmo andare. Lei è contento? No, lo reputo un passaggio necessario, spero il più limitato possibile, perché le riforme si fanno assieme, così come le leggi di rappresentanza, legacy, la legge elettorale, riforme istituzionali vanno fatte assieme. Dopo naturalmente ci sono delle propensioni, delle idee diverse e queste vanno attuate con delle politiche distinte, quindi si tornerà a votare quando ci saranno le prime riforme fondamentali, istituzionali fatte, e quindi si tornerà ad avere dei percorsi distinti. Non credo ci sarà una confluenza di due partiti che hanno storie, origini e idee di futuro e di prospettiva diverse. Certo. Professor Marino, volevo riagganciarmi a un intervento che ha fatto questa sera il professor Casen a proposito dei rappresentanti regionali che parteciperanno come grandi elettori all'elezione del capo dello Stato, e diceva che il sistema di calcolo non era molto democratico. Lei concorda in questa chiave di lettura? Sul fatto che regioni con molti più abitanti abbiano gli stessi rappresentanti di regioni che ne hanno molti meno. Chiaramente queste osservazioni sono sicuramente molto dipendono poi dalla matematica, ma si diceva prima che la Costituzione ha fatto questo, cioè la Costituzione stabilisce, ha voluto dire che solo la Val d'Aosta ne deve avere solo uno e di meno, che poi è stato detto, come si diceva prima, che questo è stato fatto per ragioni simboliche, per fare un simbolo, però sta di fatto che è la Costituzione che ha deciso, che stabilisce questo, e per cui se si facesse, e i numeri che appunto il professor Casen ci ha dato sono molto significativi, perché allora questi delegati dovrebbero essere molti di più, e chiaramente essendo di più chiaramente i parlamentari non sarebbero determinanti, e poi chi saprebbe chi sono questi grandi? In questo caso li eleggono quelli che partecipano, vengono eletti dalle assemblee del Consiglio regionale. Vengono eletti, ma vengono eletti chi sono questi? Come si fa a calcolare quale sarebbe il loro voto? Poi per prassi questi delegati sono il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e un rappresentante di minoranza. Certo. No, però perché la Costituzione stabilisce che devono essere rappresentate le minoranze, però altrimenti chiaramente l'elezione del Presidente della Repubblica sarebbe molto diversa. Completamente diversa, certo. Allora, Manzolini, il capo dello Stato cosa dice? Una donna le piacerebbe, sì? Mi piacerebbe anche se quella telespettatrice di Rovigo, no, di Treviso, mi ha aperto un faro su un personaggio che personalmente piace, che è Carlo Nordio, ma certo. Penserei anche a un nostro costituzionalista padovano, Mario Bertolissi, cioè un personaggio che è capace di rappresentarci sotto certi aspetti. Poi credo che un po' tutti abbiano o cattedratici o industriali o altri personaggi da poter fare. Certo che
mi avrebbe fatto piacere vedere su questo Toto presidenti qualche veneto prendendo in considerazione quello che ho detto prima. Il professor Kessler ha fatto un discorso matematico e la matematica è ragione. Io ho fatto un discorso un attimo più territoriale, però ha una sua matematica. Non è possibile che su 15 10 siano del sud e 5 sono espressi dalla Sicilia, cioè c'è un peso su questa Costituzione fatta in una certa maniera che non quadra. E dopo capiremo e vedremo se poi di fatto il nuovo Presidente sarà uno dei nomi che abbiamo anticipato. Tutti, quindi. Se ne vogliamo uno del nord c'è un bellissimo Presidente che si chiama Professor Case, una domanda di politica, il partito del Nazareno c'è già? E lavora? È difficile da capire anche perché Berlusconi su queste cose è un genio, no, fa tutto il contrario di tutto, ma soprattutto la capacità di Berlusconi, bisogna darne atto, è quella di riuscire a trovare vantaggio dagli errori che lui stesso fa, cioè ha questa capacità di riassorbirli e ritornare in pole position. E con Renzi ha fatto bingo, insomma, perché un attimo prima, se non arrivava Renzi, erano grossi problemi, perché c'è tutto un concetto moralistico su queste alleanze, eccetera. Poi la politica è come un carro armato, ci passa sopra, e credo che Renzi, molto praticamente, piuttosto che imbattersi in una crisi irrisolvibile, faccia patti anche col diavolo. Non dico che Berlusconi sia un diavolo, ma un diavoletto, no, sì, insomma, ci somiglia molto. Invece volevo rispondere al discorso della Grecia. In questo momento la Grecia paga il 9% di interessi sullo spread, sui titoli di Stato. L'operazione, come ho spiegato altre volte, avviene in questa maniera, e questi tedeschi sono molto bravi, perché io mi domandavo, ma i tedeschi dovranno comprare i propri titoli? Sì, è vero, li comprano, ma il primo giro lo fanno in Grecia. Cioè quando la BCE, Draghi, ha prestato i soldi alle banche allo 0,5%, non so se mi spiego, cioè ha regalato i soldi, tra poco gli darà gli interessi lui, purché se li prenda, no? E le banche sono andate sul mercato e dovevano prendere i titoli dove si interessa maggiore, no? E si prendono i titoli in Grecia al 9%. Come per il meccanismo che spiegavo precedentemente, la banca prende i soldi e li mette a garanzia presso la propria banca centrale, che li riconosce il 90%. Secondo giro vanno a comprare titoli di Stato tedesco, quindi i titoli di Stato tedesco rendono 0,35%, cioè meno di interessi che vanno a pagare però compensando con la Grecia ce la fanno e ci guadagnano la grande, senza tirare fuori un quattrino e senza rischiare nulla. Adesso rischiano e i greci hanno perfettamente ragione a mettergli quella cosa lì, perché sono stanchi di mantenere la Germania. La Germania, nei governi precedenti, dove la corruzione della politica anche lì non aveva limiti, hanno comprato carri armati, sommergibili, non so quante cose hanno comprato dalla Germania e si sono indebitati fin sopra la testa. E sono uno Stato che ha 9-10 milioni di abitanti, tanto quanto la Lombardia. E stiamo dicendo che la crisi dell'Europa è colpa della Grecia. Cioè, se va in crisi la Lombardia salta il mondo, ma non esiste. Sono tutte bubbole per giocare a rialzo e togliere i soldi dalla tasca dei cittadini. In questo momento i greci, se votassero bene, avrebbero ragione, ci tirerebbero fuori anche noi da un grosso impasse, perché non è giusto che quello che è stato fatto nel 2011, va bene, premeditato, che ci hanno messo alla gogna e ci hanno portato un Presidente del Consiglio, poveretto, che ha dimostrato quello che non sapeva fare, e probabilmente saremmo uno Stato un po' diverso, senza debiti che ci sono stati montati sulla schiena, con soldi regalati dalla BCE.
Oggi Draghi finalmente era stato costretto, finalmente si è affrancato e ha incominciato a comprare titoli di Stato, cioè dare denaro a quelli che sono indebitati, perché questa è l'economia. E si chiamava giubileo una volta. Ogni 50 anni si rimettevano tutti i debiti, non i peccati, i debiti. Poi Bonifacio VIII lo trasformò in una sorta di, così, una cosa diversa. Di business, no? Per prendere denaro. Ma prima i debiti, e allora l'economia di quel paese, di quel popolo ricominciava a funzionare, perché questo purtroppo è l'economia. Piva. Concorda con l'intervento del professor Casa? Ma credo che da questo punto di vista abbia colto nel segno. Io ho detto anch'io che la Grecia può essere veramente l'elemento, che il grimaldello che fa saltare alcune delle logiche perverse di questa Europa, che ha visto i cittadini allontanarsi anche, abbiamo visto con cittadini che non sono andati a votare per questa Europa, no? Quindi da questo punto di vista il segnale che può venire sarà un segnale forte che secondo me, vedendo anche quelle che sono le indicazioni di voto che prima avete illustrato, segnala una cosa che secondo me è interessante, cioè vengono premiate le leadership forti. Oggi Salvini è una leadership forte per il centrodestra, Grillo una leadership forte che si pone diciamo in una sezione trasversale che raccoglie un certo tipo di consenso, che propone e protesta. Renzi è la leadership forte che il Partito Democratico ha messo in campo e che ha, dobbiamo dire, sbaragliato la situazione. Io credo che da questo punto di vista Berlusconi rischi molto di essere stritolato in questa dinamica di forte cambiamento che viene da queste forze politiche che si sono messe in gioco e che dai numeri che abbiamo visto sono quelle anche più premiate. Credo che in questa fase sia necessario sì scrivere le regole insieme, poi in maniera molto chiara noi diciamo sempre da sempre che siamo alternativi al centrodestra, i nostri programmi sono alternativi al centrodestra. È chiaro che però le regole vanno scritte insieme, il più ampia possibile, deve essere il convergere su delle regole comuni di democrazia. Certo, Indipendenza Veneta... dice che non lo dice Indipendenza Veneta, lo dicono i numeri, che il Veneto non ha debito, non ha prodotto il debito, e che quindi se riuscissimo a passare a fare il grande passo e quindi diventare indipendenti, probabilmente tutti questi problemi, questa interessantissima discussione non avrebbe senso. Avrebbe senso invece la concordia, il lavorare assieme per il bene della gente, ed è quello che a cui dovremmo tendere, mentre ci stanno sempre distraendo con questi falsi problemi, adesso c'è il Presidente e tra poco ci sarà un'altra cosa, e quindi distrarre le persone dai problemi reali, insomma, che possiamo evitare e risolvere se lavoriamo in maniera in un modulo snello ed efficiente. Certo, Jacopo Berti. Allora, Movimento 5 Stelle, secondo partito, comunque. Secondo partito, Speranza. Sono d'accordissimo con l'analisi sulla Grecia. Noi come europei dobbiamo riprenderci in mano il nostro futuro, quindi hanno ragione i greci a dire ricontrattiamo il debito. Noi ci crediamo tantissimo in Europa, noi stiamo raccogliendo le firme per portare il referendum sull'euro, anzi invito le persone a andare a firmare per dare un segno forte. L'autodeterminazione è fondamentale in questo momento storico, autodeterminarsi, quindi il referendum, le persone devono decidere per se stesse, non lasciare che vengano imposte le decisioni. E per questo rinnovo, oltre che il primo invito, anche il secondo, quindi diciamo appunto di domani sera andremo proprio a ricordare che non c'è la legge elettorale, non c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, ci sono i problemi quelli reali, c'è il problema della corruzione, dei costi della politica, c'è un Veneto che deve andare avanti, c'è un Veneto che deve avere delle speranze e deve avere delle risposte
Noi per quello siamo anche in strada, perché non si può solamente fare attraverso la modifica dell'articolo 4 del comma 2, bisogna riboccarsi le maniche, sporcarsi le mani, mettersi in gioco e dare delle risposte concrete, che iniziano anche da azioni forti per dare sbocco a queste proposte che ci sono, e adesso è il momento di attuarle. Bene, ci fermiamo qua per questa sera. Allora, grazie innanzitutto agli ospiti in studio che hanno dato vita a questo dibattito, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Noi ritorniamo ovviamente venerdì prossimo, come sempre, alla stessa ora, TV7 Match, saremo nel pieno del voto per il Capo dello Stato, per cui magari lo potremo seguire in un riquadrino, magari anche in diretta, quello che succede. Grazie ancora a tutti quanti, alla prossima volta, arrivederci, buona serata. Grazie. Arrivederci, buona Grazie a tutti.